Orban fa il pieno di voti, agli ungheresi piace il suo modello, ma l'Europa teme la politica illiberale del premier. Sono centinaia i jihadisti partiti con le famiglie dai Balcani per la Siria, il dramma di chi è rimasto a casa. La Bulgaria è il paese più corrotto dell'Unione Europea, da gennaio presiede per 6 mesi il Consiglio dell'UE. Ricostruita grazie al finanziamento di un olandese la funivia di Sarajevo, che era stata distrutta dalle granate. In Estonia quasi tutti gli abitanti di Narva sono di etnia russa, ma la mancanza di dialogo con Mosca penalizza l'area di confine. È considerato il più grande clown al mondo, il russo Slava Polunin ha riportato in Italia il suo show della neve. Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! L'8 aprile, con il 49% dei voti, gli ungheresi hanno regalato a Viktor Orban il terzo mandato consecutivo, il quarto in totale alla guida del paese. Una vittoria schiacciante che consegna al primo ministro 133 seggi su 199 all'Assemblea nazionale. L'alta affluenza, il 70%, che qualche osservatore vedeva come possibile argine a Fidesz, la creatura politica di Orban, ha invece mostrato che il consenso si è allargato. Il risultato di questo voto era abbastanza scontato. Che segnale arriva però all'Europa? Arriva il segnale che questo modello che Orban ha teorizzato, il modello della democrazia illiberale, vince, ha successo nelle competizioni elettorali. Un po' perché è aiutato dalle caratteristiche della democrazia liberale, il controllo dei media, il premio di maggioranza, ma un po' anche perché sa governare, sa dare risposte ai cittadini. Disoccupazione ai minimi, investimenti esteri in aumento. Il paese in questi anni è cresciuto economicamente, più 4,2 il prodotto interno lordo nel 2017, molto grazie anche proprio a quell'Europa che non piace ad Orban e che finanzia ogni anno l'Ungheria con 5 miliardi di fondi. Si dice anche che senza tutti i fondi europei che arrivano forse non crescerebbe così tanto. Il secondo paese che riceve più fondi europei, e questo fa capire la contraddizione dell'Europa. L'Europa sta coltivandosi una serpe in seno, sta finanziando una serpe in seno. Lo fa perché il Partito Popolare da un lato conta sui voti, tanti voti del partito di Orban, e questo è un problema serio perché l'altro modello che rappresenta l'Ungheria è dirompente per l'Europa. Il modello del nazionalismo e del no ai migranti, condiviso anche da Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, ovvero il gruppo di Visegrad nato nel 1991 per rafforzare la cooperazione tra questi paesi in vista dell'ingresso nell'Unione Europea e poi trasformatosi in una forza centrifuga fortemente anti-europeista. Lo si è visto nel 2015, in piena emergenza migratoria. Il gruppo rifiutò di accogliere le proprie quote e per questo fu deferito alla Corte di Giustizia europea. Anche questo modello è vincente, i confini, i muri, le chiusure, ma questo aspetto, quello delle identità nazionali che risorgono, sono per l'Europa una mina, una crepa incredibile, perché l'Europa nasce proprio sulla riduzione delle identità nazionali. In Bosnia è una storia nascosta, un dramma vissuto in silenzio anche dalle famiglie che lo hanno o lo stanno subendo. A rompere l'omertà sul problema delle mogli e dei figli dei jihadisti partiti per la Siria è stata Alema Dolamic. La sorella di Alema, nel 2014, giovanissima, seguì il marito Nermin Yahic, un fanatico islamista in Siria. Con loro anche la prima figlia che ora ha 8 anni. Nel frattempo sono nate altre 2 bambine. All'inizio del 2017 Yahic è stato ucciso in combattimento. Alema Dolamic a quel punto ricevette una drammatica telefonata dalla sorella che le chiedeva di aiutarla a tornare in patria. Od samog saznanja da je ona dole. Credetemi, da quando ho saputo che mia sorella è in Siria, ogni sms, ogni telefonata che ricevo mi si stringe il cuore, perché ho paura che sia qualcuno che mi dica che mia sorella è morta. In una telefonata tempo fa sentivo degli spari, delle detonazioni. Poi mia sorella mi chiese: cosa devo fare? Ci hanno dato le cinture. Mi sono sentita mancare quando ho capito che parlava di cinture esplosive. Kaže ona pa u slučaju da oni uđu. Dal 2011 dalla Bosnia, dal Montenegro, dalla Serbia, dal Kosovo e dalla Macedonia circa 1000 persone, in prevalenza uomini, ma anche donne e bambini, sono partiti per il Levante per combattere nelle file dello Stato islamico. Luka Susic, politologo, riferisce che secondo stime della polizia bosniaca in Siria e Iraq sarebbero morti circa 200 volontari di Daesh.
e del fronte al-Nusra, provenienti dall'ex Jugoslavia. Circa 300 sarebbero già tornati, mentre in Medio Oriente sarebbero rimaste circa 500 persone. Rappresentano sicuramente un pericolo nel momento in cui stanno tornando e torneranno sempre di più a casa, perché sono radicalizzati, esperti nell'arte della guerra, hanno visto la realtà dell'ISIS di persone in Siria e in Iraq e se non vengono fermati o comunque controllati possono continuare la loro propaganda anche a casa propria. Qual è l'atteggiamento delle strutture ufficiali dell'Islam bosniaco? L'Islam bosniaco sta cercando di contenere questa espansione dell'Islam radicale, in quanto c'è una differenza sostanziale tra le visioni di un Islam più europeo o comunque più occidentale, che è quello ufficiale della comunità bosniaca, e quello invece wahhabita o salafita, finanziato soprattutto dall'Arabia Saudita e degli emiri del Golfo. Come si esplicita questa attività di contenimento del wahhabitismo? Si esplicita controllando chi predica nelle moschee, avendo degli imam formati dalla comunità islamica ufficiale e facendo passare dei messaggi di tolleranza e soprattutto di moderazione. Viceversa, l'Arabia Saudita, ma anche le altre monarchie del Golfo, cercano di formare gli imam a casa propria in modo da farli dipendere dalle strutture religiose saudite soprattutto e fargli propagare un messaggio diverso da quello invece ufficiale della comunità islamica. La sorella di Alema Dolamic insieme alle figlie si trova in un campo profughi in Siria. Alema, che ha chiesto aiuto ai governi di Bosnia, Turchia e Giordania, è molto critica nei confronti delle famiglie e delle donne che sono andate in Siria. Dovevamo parlare, comunicare, parlare del pericolo, dire mio figlio è qui, mia sorella si trova lì. Raccontare quello che stava succedendo. Forse parlando avremmo potuto salvare qualche donna, qualche bambino. Intanto i tribunali della Bosnia ed Erzegovina ad oggi hanno processato 22 reduci che per attività terroristiche sono stati condannati a un totale di 40 anni di carcere. Cirillo e Metodio, davanti alla Biblioteca Nazionale Bulgara, ricordano il valore della scrittura. Dal glagolitico, inventato dai due monaci bizantini evangelizzatori dei popoli slavi, prese forma il cirillico, uno degli alfabeti ufficiali dell'UE dal 2007, data dell'ingresso nell'Unione della Bulgaria. 11 anni dopo, per la prima volta Sofia guida il semestre europeo, un traguardo accolto con entusiasmo dagli studenti universitari della capitale. L'Europa è il posto dove vorrei costruire la mia vita e dove vorrei che crescessero i miei figli. L'Europa per me rappresenta dei valori. Rappresenta la possibilità di sviluppo e la possibilità di viaggiare più facilmente da paese a paese. Vorrei mandare un messaggio alla Premier britannica: non separatevi da questa nobile famiglia. Questa nobile famiglia ha avuto un ruolo importante nello sviluppo recente del paese balcanico, trasferendo fondi che nel solo 2016 rappresentavano il 5% del suo PIL, senza però riuscire ad affrontare alcuni problemi strutturali. La Bulgaria è un paese migliore, è un paese che ha molte più opportunità rispetto a prima, però è un paese in cui l'ingresso e la membership europea non ha risolto alcuni dei problemi fondamentali di questa società. Nel paese più povero dell'Unione, la crescita degli ultimi anni ha coinciso con una forte polarizzazione sociale e con un accresciuto divario tra una campagna sempre più spopolata e Sofia, dove viene prodotto il 40% del PIL del paese. Ma il problema la cui percezione più forte a livello sociale è la corruzione. La Bulgaria purtroppo era e rimane il paese più corrotto dell'Unione Europea, un fatto sistematicamente rimosso dalle nostre autorità che non intraprendono alcuna lotta seria alla corruzione. Uno degli aspetti paradossali del semestre europeo della Bulgaria è che al governo, in coalizione con il partito GERB del premier Boyko Borisov, ci sono i Patrioti Uniti, un gruppo di formazioni euroscettiche, alcune con tendenze xenofobe. Sofia però non è entrata nel gruppo dei paesi di Visegrad e tra l'Europa di Orbán e quella di Merkel sceglie la seconda.
Questo si manifesta in tutte le politiche europee, ad esempio la ricollocazione dei migranti. L'elite politica bulgara non è entusiasta, ma accetta il sistema delle quote e questo principio viene applicato ad ogni questione che riguardi la solidarietà tra i Paesi membri. Al di là dei doveri di solidarietà, la politica bulgara nei confronti dei migranti trova la sua rappresentazione più esplicita in un'enorme recinzione, costruita su gran parte del confine con la Turchia, lungo la quale hanno operato ronde di autoproclamati vigilantes anti-immigrati. Al nostro premier piace molto far vedere il muro, come se fosse il muro a decidere dei flussi dei migranti e non invece l'accordo con la Turchia. La distanza nei confronti di Bruxelles si manifesta però più decisamente quando sono in gioco i rapporti con la Russia, cui la Bulgaria è legata da un'amicizia le cui radici vanno ben oltre la storia del Novecento. In qualche modo il governo bulgaro tenta sempre di mediare tra la necessità di assicurare l'Occidente della propria identità appunto occidentale, europea, atlantica, ma anche quella di non innervosire Mosca, con cui continuano ad esserci dei rapporti economici, culturali, storici estremamente forti e radicati. Sofia è un membro convinto dell'Unione, ma la Bulgaria fa parte di quell'Europa che non capisce fino in fondo le ragioni del conflitto con Mosca, né la necessità di espellerne i diplomatici. Dal monte Trebević le milizie serbe assediarono la capitale della Bosnia-Erzegovina dall'aprile del 1992 al dicembre del 1995. Sarajevo colpita da centinaia di esplosioni al giorno, bombe, fucilate e mitragliate dei cecchini. Si moriva attraversando una strada, facendo la fila alle fontane d'acqua o la spesa a ciò che rimaneva del mercato. La guerra distrusse anche la vecchia cabinovia, ora sostituita da un nuovo impianto che passa sullo stesso tracciato. Per gli abitanti di Sarajevo questa cabinovia è molto importante, non solo dal punto di vista pratico, ma anche emotivo. Il vecchio impianto ci collegava con il monte Trebević, una zona ricreativa della città. Il nuovo impianto è dunque un simbolo della nostra rinascita e del cammino verso un futuro migliore. A realizzare la cabinovia è stata l'impresa altoatesina Leitner. La tecnica funiviaria ormai collaudata, il difficile in questo caso è stato lavorare su questo terreno. È veramente stato un campo minato, ma nel vero senso della parola. Qui ci sono ancora le mine, nonostante ci siano dei certificati di bonifica che ti proteggano, però questi certificati di bonifica valgono fino a solo 50 cm sotto il sottosuolo e nella parte alta dell'impianto qualche mina l'abbiamo trovata durante gli scavi. A volere la cabinovia e a cofinanziarla con 3,5 milioni di euro è stato l'uomo d'affari olandese Edmond Offerman, innamorato di Sarajevo, città natale di sua moglie Maja, che aveva conosciuto poco prima dell'assedio. Collegare di nuovo i due luoghi, la città e la sua montagna, che per 3 anni e mezzo si sono bombardati a vicenda. Questa era la missione altamente simbolica che mi sono proposto. Da qui ho tratto la mia motivazione. È passato oltre un quarto di secolo dalla fine dell'assedio e della guerra. Sarajevo è tornata alla normalità, ma la pace non è mai definitiva. Anche questo ci insegna la sua storia tormentata. Bisogna guidare per circa 3 ore verso est per raggiungere Narva, la capitale dell'Estonia, Tallinn. È il principale avamposto estone prima dell'ingresso in Russia. L'omonimo fiume divide i due paesi. La città è abitata quasi esclusivamente da persone di etnia russa. Solo il 7% della popolazione non conosce la lingua del vicino. Al di là dello specchio d'acqua, la città di Vangorod è più lontana di quanto sembri. Per andare oltre ci vogliono passaporto e visto. Lo stesso vale per i russi. La barriera penalizza oltremodo quest'area, una delle più depresse dell'Estonia, distante anni luce dalla sfavillante scena di start-up e aziende tecnologiche di Tallinn. San Pietroburgo è persino più vicina della capitale dell'Estonia e la città con la sua regione ha una popolazione 5 volte maggiore del paese baltico.
ma le difficili relazioni con la Russia hanno chiuso negli ultimi anni il dialogo. Il libero movimento di persone, merci e capitali è una chimera. Se ne rammarica il vice sindaco Vyacheslav Konovalov, che tuttavia cerca motivi di speranza per il futuro. Ci sono casi in cui il pendolo della geopolitica si muove in ambo le parti. Vediamo che le attività economiche e degli investimenti dall'estero arrivano per lo più dalla Russia e questo ci dà speranza che forse in futuro ci saranno più aziende. Al comune di Narva fanno quello che possono per fermare lo spopolamento. Lasciano la città tra le 400 e le 1000 persone l'anno. Ormai sono rimasti meno di 50.000. Il colpo più doloroso Narva l'ho ricevuto una decina d'anni fa con la chiusura della non più redditizia fabbrica chiamata Krenholm. Qui la produzione tessile impiegava fino a 4.000 persone. Il complesso fantasma è ora nelle mani di un'azienda svedese che ha preparato un ambizioso progetto di rivalutazione in senso turistico-residenziale. Quello che mancano però sono gli investitori, perché il rischio è quello di tirar su la proverbiale cattedrale nel deserto. Per recuperare il ritardo servono anche i fondi europei con cui è stato rifatto il lungo fiume e resa potabile l'acqua del rubinetto. Ma dalla città arriva una richiesta di aiuto ulteriore al governo centrale. Abbiamo bisogno di politiche meglio indirizzate a livello nazionale per rendere di nuovo attrattiva questa regione per le imprese e i turisti. Narva è anche sottorappresentata in Parlamento, solo la metà della popolazione può votare perché molti russofoni, in particolare i più anziani, hanno preferito non prendere la cittadinanza estone. Qualcosa forse però sta cambiando. Narva si è candidata a diventare capitale europea della cultura nel 2024 e si intravedono progetti interessanti nell'ambito dell'università cittadina. È il caso di Anton Osipovsky, che sta realizzando un incubatore multimediale di imprese chiamato Objekt e rivolto anche a Russia, Ucraina e Bielorussia. Ora qui non abbiamo prospettive per i giovani che si diplomano o si laureano. Magari conoscono la programmazione informatica ma non trovano lavoro o non sono in grado di metter su una propria start-up e devono spostarsi a Tallinn o andar via dall'Estonia. Per questo costruiamo l'incubatore, per dar loro opportunità e strumenti. Poesia e magia avvolgono il Teatro Nuovo di Udine, imbiancato da una tormenta di neve, incantato e conquistato dai clown di Slava Snow Show. Una esperienza che non si dimentica, una emozione che va vissuta. Il teatro del russo Slava Polunin, 68 anni, considerato il più grande clown al mondo, nasce 25 anni fa, come lui stesso dichiara, dai sogni e dalle fiabe. 15 anni fa arrivò anche in Italia, con Assisai, il clown più famoso di Slava, figura centrale, commovente e ironica, in tuta gialla e soffici pantofole rosse, e i suoi compagni di viaggio, cappelli dalle larghe orecchie e lunghe scarpe nere. Ora è tornato a Venezia, Teatro Goldoni, Salerno, Teatro Augusteo e Udine, Teatro Nuovo, dove abbiamo incontrato il grande maestro. Slava le è stato paragonato a geni come Charlie Chaplin e Marcel Marceau. Come è iniziata questa avventura che ha portato il vecchio circo nei teatri di tutto il mondo? Кто-то считает так, кто-то почитает по-другому, все равно всегда приятно. Ho cominciato proprio dopo aver visto il Monello di Chaplin. Ho conosciuto Marcel Marceau, ma mi ispiro anche a grandi vostri artisti come Totò, Edoardo e Fellini, e anche al mio piccolo villaggio, Novosil, nel centro della Russia, tra Mosca e il Mar Nero, dove sono nato e cresciuto, dove la natura si impossessa di tutto e diventa parte della vita, e la neve diventa il gioco preferito dai bambini. Da qui la mia ispirazione. Il primo spettacolo lo feci in un edificio abbandonato, vicino a San Pietroburgo, già residenza estiva degli zar. C'erano 5 persone. Poi in una stanza con 25 spettatori, fino ai teatri di tutto il mondo, davanti a milioni di persone. Quali sono i segreti del suo spettacolo? Nel teatro antico la magia dello spettacolo era quella di unire l'umanità al cosmo. Io ho cercato di riproporla con i miei clown.
Il mio rapporto con l'Italia, il vostro paese è molto importante. L'Italia è la commedia dell'arte, la gioia di vivere, il cibo, la bellezza, è tutto. Tra le magie di Slava anche quella di aver riportato il clown al potere. Tra i suoi progetti il Mir Caravan, il Caravan della Pace, un festival di teatro in viaggio attraverso l'Europa, da Mosca a Parigi in 6 mesi. Era il 1989, una manifestazione epocale che anticipò la caduta del muro di Berlino. Nel 93 arriva Slava Snow Show. Sul palco la fantasia scende leggera come la neve, che diventa poesia ma anche tempesta finale. Così è la vita, dice Slava, che chiude il suo show travolgendo il pubblico con grandi palloni colorati in un fantastico gioco collettivo.